Passata la sbornia di Wembley e mandati in archivio i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli europei di calcio, resta in bocca il sapore amaro che ha un retrogusto di paura. È stata una bella vittoria, penso che si siano visti anche i risultati. Bella la festa, però io spero che non abbia esiti sotto il profilo del contagio, perché comunque sono fortemente preoccupato di questo. Zaia lancia un appello ai giovani nelle cui mani è ora il destino dell'emergenza coronavirus in Veneto. Abbiamo un sacco di contagi che sono asintomatici, quindi questo è un dato positivo. Non stiamo ricoverando persone vaccinate, però è pur vero che dico ai ragazzi, dico ai giovani, che sono quelli che in questa fase, in questa quarta ondata si infettano di più, dico a loro attenzione, voi resterete sicuramente nella quasi totalità asintomatici, ma rischiate di essere dei vettori magari per i genitori che sono degli adulti piuttosto che per i nonni anziani o qualche persona che è su d'età e non può permettersi di prendere questa variante Delta perché magari non è vaccinata. Da un lato quindi il governatore lancia un appello a una maggiore attenzione. Dall'altro l'appello alla vaccinazione, perché comunque la vaccinazione sta funzionando. Noi continuiamo a vaccinare, se avessimo più vaccini vaccineremmo molto di più. La verità è che anche oggi abbiamo fatto 47.000 dosi nelle ultime 24 ore, potremmo farne almeno 100.000 ma non abbiamo vaccini.